Bene, ve l'avevamo promesso. Io. No, Fedro è un po' in para. Non è vero. Esce da un poco sta maestra. Non è vero. D'asilo? Maestra, Cioè, è vero, ma non è vero. D'asilo, la figlia del comandante Basta! dei carabinieri, insomma, quella roba lì. Il problema è che ancora non hanno consumato. Non è vero. Però non perché loro non vogliono, perché lei ancora non è vero, non si sente pronta. Questo qui che è abituato con le ballerine di lap dance, non è vero, si fa delle pare, giustamente, dice ma perché con lei non riesco, quanto devo uscire ancora pur di che pazienza. Che ha fatto oggi, sapendo che in Italia c'è uno che se ne intende di sesso, l'ho chiamato, ed è il presidente Berlusconi. L'ho chiamato. Ha provato, avendo avuto il contatto da Angela La Rossa, sì. il grande fratello che è stata a casa di Berlusconi. Sì. Abbiamo io e Berlusconi abbiamo le fidanzate in comune, ce le scambiamo. Esatto, che poi prima l'ho trombata io e poi quindi lui ha una mia ex. Cioè, tu ti dico, hai messo il pisello. No, lui ha messo il pisello. Vabbè, lasciamo perdere. Bene, ha chiamato proprio Silvio Berlusconi per chiedere dei consigli sessuali. Sentite. Pronto? Pronto, presidente? Sono Fedro. Fedro chi? Fedro Francioni, presidente, un suo ammiratore, un ex dipendente. Ho fatto il grande fratello. Non si ricorda, Vabbè. Ma come ha fatto ad avere il mio numero? È l'ennesima palla sulla mia sicurezza personale. Devo licenziarli tutti, Grivio. No, scusi, presidente. Abbiamo un'amica in comune. Il suo numero me l'ha dato Angela, quella rossa del grande fratello, si ricorda? Ah, Angela. Proprio una brava ragazza quella. Sì. Un'ottima soubrette, una ragazza gentilissima. Sì, certo. Comunque, scusami Fedro, ho tanti impegni. Sono in Israele, poi la legge che stiamo votando alla Camera. Questi maledetti comunisti sovversivi sempre alle calcagna. Cerca di capire. Lascia detto alla mia segretaria di quello di cui hai bisogno, poi vedrò di farti chiamare da un mio collaboratore. Ha ragione, mi deve scusare, presidente. È solo che ho bisogno proprio di un piccolo consiglio, perché so che lei è così esperto. Tutti dicono che è un amatore straordinario, volevo approfittare. Sì? Così dicono? Sì, presidente, anche la Daddario, anche lei, un'amica comune che abbiamo, ha detto che lei è un animale da mi scusi se lo dico, ma un animale da materasso, praticamente un toro. Beh, proprio un toro, diciamo, Cribio. Sono più un diavoletto rosso-nero. Ma dimmi, che cosa posso fare per te? Sentiamo. Allora, presidente, si tratta della mia ragazza. Dimmi, Francioni, dimmi, che c'è? Il problema è uno, stiamo insieme da un mesetto più o meno, e non vuole fare l'amore con me. Maledette femministe comuniste, ti illudono e poi non te la danno. Adesso non so se è proprio quello, presidente, comunista, però. Ma non credo. Guarda Pedro, capisco perché anch'io sulle navi quando ero in tournée con confalonieri mi imbattevo spesso in situazioni di questo tipo. Presidente Berlusconi, c'è il presidente Netanyahu che la vuole. Basta, cosa volete? Sono al telefono, sto lavorando per questioni molto più importanti, Crivio, lasciatemi stare. Presidente, se è indaffarato ci risentiamo un'altra volta, ci mancherebbe altro. Ma quale indaffarato, Fedro? Di fronte a queste cose non c'è impegno che tenga. L'Alcoa, la Fiat, i processi, i lavoratori in cassa integrazione passano tutti in secondo piano. Sai, Fedro, di cosa vive l'uomo? Onestamente no, presidente. Di figa! No, presidente! Posso darti un consiglio, Pedro? Sempre se posso permettermi. Ci mancherebbe da lei questo e altro, guardi. Tu devi fare sesso da solo, no. L'autoerotismo, insomma. No. Devi toccarti con una certa frequenza. Presidente, così mi imbarazza, che dice? Ma va là, l'ho detto anche alla Daddario finché la mettevo prona sul letto di Putin. Ah, però, Scusi allora, presidente, se mi permetto, mi allargo un pochino, ma lei si masturba ancora? Ma certo, Cribio. Pensi che la sera, prima di andare a dormire, me ne faccio 3. Comunque, scusa Pedro, ho Netanyahu che mi chiama, devo scappare. Mi rendo conto, è stato gentilissimo, grazie infinite, presidente. Chiamami quando vuoi, ciao Pedro. Grazie, presidente, grazie mille. Chiamami Silvio. No, mi sembra troppo, non ci riesco. Comunque Sì, ma alla fine lui ti ha dato... Ciao Silvio. Sì, ma ti ha dato un consiglio che già pratichi. Mi devo toccare. Mi devo fare autoerotismo. Se devi continuare a fare quello che fai. Le piste. Non è che ti ha risolto. Ma lui se ne fa 3 ogni sera. Come fa?